Il porto di Balestrate nel Palermitano, costruito con cemento depotenziato e nei lavori coinvolto una ditta già raggiunta in precedenza da un provvedimento di sequestro, una truffa da 3 milioni di euro. È quanto accertato dall'inchiesta della Procura di Palermo, che ha portato a 7 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari eseguite stamani dai carabinieri tra Palermo e Roma. I provvedimenti emessi dal GIP di Palermo su richiesta della DDA ipotizzano a vario titolo i reati di concorso nella commissione dei reati di frode in pubbliche forniture, truffa, falso materiale ed ideologico. Nell'inchiesta che ha accertato l'impiego di calcestruzzo depotenziato e il coinvolgimento di personale tecnico impiegato nella realizzazione del porto, la Procura di Palermo aveva incaricato 2 consulenti di svolgere indagini tecniche per verificare la corretta esecuzione dei lavori, cui l'imprenditore Benedetto Valenza, tra gli arrestati, aveva partecipato con la ditta Camilli Flora, a lui riconducibile, già oggetto di sequestro in una precedente operazione dei carabinieri. L'indagine infatti avviata 3 anni fa è la prosecuzione dell'operazione Benny, sfociata nel sequestro di 5 impianti di calcestruzzo e di una società di trasporto e nell'arresto di 4 imprenditori del settore della produzione e trasporto di calcestruzzo, risultati prestanome di Valenza, imprenditore di Borgetto nel settore della produzione e fornitura di calcestruzzo, figlio di Salvatore e nipote di Erasmo, esponenti di vertice della famiglia mafiosa locale. Valenza nel 2009 aveva subito una condanna a 4 anni. L'impresa Valenza, la Camilli Flora, forniva alla ditta che aveva vinto l'appalto cemento depotenziato. Per i controlli però il calcestruzzo usato nella costruzione del porto di Balestrate era quello buono, era oro, come si dice in una delle conversazioni intercettate. Tra gli arrestati anche un ingegnere dell'ufficio del Genio Civile e Opere Marittime di Palermo, Leonardo Tallo, che in fase di esecuzione dei lavori ha assunto l'incarico di direttore degli stessi. Il tecnico è ritenuto responsabile di aver attestato falsamente nei certificati di stato di avanzamento dei lavori che i conglomerati utilizzati erano di volume inferiore a quello effettivamente fornito dalla ditta e di aver omesso di esercitare la sua funzione di controllo per conto della committenza pubblica al fine di garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.